Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 2 febbraio è tempo di novità insieme alle stelle di Radio.0. Diamo subito il via al nostro oroscopo. Ariete, i periodi meno smaglianti hanno il pregio di portarvi a considerare diversamente le situazioni e a provare a mettervi nei panni degli altri. Sollecitudine e disponibilità in più riescono a coinvolgere chi vi sta a cuore, più dei richiami imperiosi. Toro, sotto la luce della luna in pesci anche le fantasie più ardite diventano realizzabili, azioni improvvise e ponderate da parte vostra, con prospettive però di grande successo. I programmi sono coraggiosi ma ragionevoli, rischi ben calcolati, gli investimenti sono tutti da fare su un progetto ambizioso. Gemelli, l'umore non sarà brillante in giornata, ma coltivate la vita sociale, anche se probabilmente apprezzerete la serenità di un momento di solitudine oggi. Chiedete continuamente conferme del vostro fascino, ma nel passare dalle parole ai fatti vi mostrate sfuggenti ed evasivi. Cancro, giornata ottima, capeggiata dalla luna in pesci questo mercoledì, che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita, eventi prodigiosi all'orizzonte ai quali nemmeno pensavate. Se avete un partner totalmente innamorato, sorvolate su alcune divergenze, altrimenti aspettatevi discussioni. Leone, una ferrea organizzazione vi terrà al riparo da eventuali ostacoli. Siete in una fase di introversione nella quale sarà piacevole coltivare i vostri interessi. Un viaggio programmato e poi rimandato da tempo potrà realizzarsi finalmente. Un messaggio vi rassicurerà. Vergine, divergenze di opinioni vi rendono insofferenti oggi. Le stelle consigliano un atteggiamento più duttile. Forse la vita a due chiede una verifica. Non è il caso di lasciarsi prendere la mano dalle incertezze e di agire impulsivamente. Aspettate che il temporale passi. Bilancia, l'agitazione che regna nell'ambiente familiare in qualche modo vi disturba. Non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie. Non spaventatevi però di fronte all'impegno che nuove responsabilità comportano. La fortuna, ricordate, aiuta gli audaci. Scorpione, la luna preannuncia un recupero della sicurezza in voi stessi. Potete togliervi finalmente qualche sassolino dalla scarpa, ma occhio a non farvi dei nemici. L'avventura è pericolosa, si sa, ma la tranquillità per voi è veramente letale. Potendo scegliere, quindi opterete per il rischio. Sagittario, difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarsi di fronte ai possibili imprevisti. Farete bene a muovervi con cautela, meditando ogni azione, ogni cambiamento e calibrando ogni parola. Capricorno, la luna mette in luce il vostro lato più sensibile. Aprendovi all'esterno proverete il desiderio di fare qualcosa per chi è meno fortunato. Buona anche l'intesa di coppia, vivacizzata dalla giusta dose di passione, sentimento e pure un pizzico di gelosia. Acquario, le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati concreti non sono ancora soddisfacenti? Chiedetevi cosa manca, la risposta, credeteci, non è difficile. Dopo un periodo di conoscenza, poi, è ora di cercare un patrimonio spirituale comune, sogni, ideali e pure valori. E chiudiamo con i pesci. Marte in Capricorno sostiene la vostra luna. Il risultato è un equilibrio a prova di bomba. Senza perdere la dolcezza, infatti, acquisirete sicurezza. I sogni possono diventare realtà. Un amore romantico si avvia verso una progettazione concreta. Ed è tutto quindi anche per oggi. Dalle nostre stelle, una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0